Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Siamo pronti per un po' di yoga insieme, per sgranchirci un po', per sciogliere un po' i muscoli? Bene. Iniziamo ascoltando il nostro respiro. Portiamo le mani sull'addome, teniamo le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie, rilassate, tutto il viso disteso, tutto il viso sereno. Ascoltiamo il respiro senza guidarlo, senza alterarlo. Semplicemente ascoltiamo il movimento lento e quieto del nostro respiro. L'addome che si espande un po' con l'inspirazione e con l'espirazione si contrae leggermente. Cerchiamo di entrare nel movimento del nostro respiro, non pensare a nient'altro. Tutta l'attenzione al nostro respiro. Per sentire che semplicemente ascoltando questa onda leggera che si muove dentro di noi, tutto si acquieta, tutto si rasserena, tutto torna in armonia, in equilibrio. Bene, adesso cominciamo a allungare un braccio verso l'alto, spingiamolo bene verso l'alto come se volessimo toccare il soffitto, poi questo braccio si abbassa, si alza l'altro braccio, cerchiamo di sentire che si apre bene tutta la muscolatura sulla fascia laterale, ancora allungo l'altro braccio, su, ancora, poi ancora una volta questo braccio, ancora una volta l'altro braccio e rilasso. Ascoltiamo, cerchiamo sempre di tenere le spalle bene aperte, non rimaniamo in questa posizione. Spalle bene aperte, spazio nel torace e spazio anche nella schiena. Portiamo le mani ai fianchi, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lentamente, cerchi ampi e lenti. Nell'altra direzione, ancora un cerchio. Bene, rilassiamo. Poi portiamo ancora le mani ai fianchi, ci allunghiamo sul lato, poi sull'altro. Cerchiamo di spingerci bene lateralmente, poi dall'altra parte, ancora. Ancora una volta, da un lato e dall'altro. E ritorno al centro, rilasso. Adesso apriamo le braccia, spingiamole lontano, allunghiamole bene, mani a martello, così come se volessimo allontanare due pareti. Dobbiamo sentire che si apre bene lo spazio tra le scapole. Teniamo un attimo questa posizione, le spalle sono lontane dalle orecchie, poi braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo in avanti le braccia e anche le spalle, poi su, portiamo le braccia verso l'alto, allunghiamoci ancora bene, apriamo, ripetiamo, mani a martello, le braccia si allungano lontano, poi le portiamo in avanti,
Spingiamo bene le braccia in avanti, allunghiamoci bene in avanti, poi su ci allunghiamo verso l'alto, poi le braccia si aprono, ancora le mani a martello le spingiamo lontano e le rilassiamo. Rilassiamo, distendiamo. Adesso liberiamo un po' le nostre vertebre cervicali da tutte le tensioni. Dentro il respiro, inspiriamo, espirando flettiamo la testa in avanti, sentiamo che si aprono bene, si distanziano bene le cervicali. Inspiro, espiro indietro la testa, adesso sento che si apre e si distende tutta la gola. Torno dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora dentro il respiro, fuori il respiro. Riporto la testa al centro, inspiro, espirando giro la testa verso una spalla, riporto la testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. E riporto la testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro, inclino la testa verso una spalla, apro il braccio dall'altra parte, lo spingo un po' lateralmente verso il basso. Devo sentire che si allunga bene la muscolatura su questo lato del collo. Teniamo un attimo la posizione, cerchiamo di tenere tutto il corpo rilassato, non irrigidire, poi riporto la testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro, inclino la testa, allungo lateralmente l'altro braccio, tengo la posizione. Sempre le spalle lontano dalle orecchie, rilassate. Poi riporto la testa al centro, rilasso. Adesso flettiamo la testa in avanti, disegniamo un cerchio nell'aria con la testa, lento il movimento, lento e ampio. Poi indietro la testa, dentro il respiro quando porto la testa indietro, fuori il respiro quando la testa si flette in avanti. Facciamolo ancora una volta. Cambiamo direzione. Dentro il respiro, fuori il respiro. Cambiamo direzione. Dentro il respiro, fuori il respiro. E rilasso. Fermiamoci un attimo, spalle bene aperte, tutto il corpo rilassato. Cerchiamo di percepire i movimenti dell'energia nelle spalle, nel collo, l'energia che si muove su fino alla nuca. Sentiamo tutte le piccole vibrazioni, i movimenti nello spazio interno del collo. Sono tutte sensazioni piacevoli. Poi portiamo le mani alle spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti, avviciniamo bene i gomiti, poi li separiamo quanto possibile. Anche qui movimenti lenti, fluidi e ampi. Cerchiamo di muovere bene tutte le spalle nell'altra direzione, allargo e poi avvicino. Ancora. E una volta ancora. Bene. E rilasso. Adesso
Immaginiamo di indossare una maglietta stretta, molto stretta e anche bagnata. E facciamo i movimenti per toglierci, immaginiamo di toglierci questa maglietta e dobbiamo fare un po' di fatica, dobbiamo far lavorare un po' i muscoli delle spalle, delle braccia e poi via, ce ne liberiamo. Facciamolo ancora. Immaginiamo di liberarci di qualcosa che mentalmente ci chiude, ci stringe, ci opprime, ci fa sentire disagio, non ci fa stare bene. Via, portiamo in su e ce ne liberiamo, via tutti i pesi, via tutto quello che ci dà fastidio. Ancora una volta, su, 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 facciamo lavorare le spalle, le braccia e via. E rilassiamo, spalle bene aperte, distendiamo, un senso di liberazione, di leggerezza, di benessere. Ascoltiamo ancora per un attimo, collo, spalle, schiena. Poi, inspirando, portiamo indietro le braccia, dentro il respiro, apriamo bene il torace, dentro il respiro fino in fondo e fuori il respiro fino in fondo, ci flettiamo un po' in avanti, abbassiamo la testa, ancora inspiro, apro, allargo, espiro, chiudo, ancora profondo respiro, facciamolo scendere bene giù fino in fondo e buttiamo fuori fino all'ultimo sorso di respiro. Rimaniamo un attimo così con la testa abbandonata, con le spalle e le braccia abbandonate. Poi ci risolleviamo. Facciamo dei bei movimenti leggeri. Portiamo le braccia verso l'alto in una direzione. Poi lentamente le facciamo scendere verso il basso nell'altra direzione. Ancora su, come se fosse un omaggio al cielo e un omaggio alla terra. Adesso su nell'altra direzione, su le braccia verso il cielo, le facciamo scendere, le portiamo verso la terra. Ancora su, leggerezza, leggerissime le braccia, senza peso. Le facciamo scendere e le portiamo verso la terra e rilassiamo. Adesso portiamo ancora le mani ai fianchi, dentro il respiro, fuori il respiro, ruoto in una direzione, torsione, mi fermo un attimo. Giriamo il tronco, le spalle, la testa, poi ritorno, dentro il respiro, lentamente ruoto nell'altra direzione, fuori il respiro. Ancora mi riporto al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno, un'ultima volta, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno. E rilasso. Adesso solleviamo un ginocchio, portiamo le mani sotto la coscia, cerchiamo di avvicinare bene la coscia al torace. Facciamo delle rotazioni del piede, rotazione della caviglia, disegniamo dei cerchi nell'aria, lentamente, nell'altra direzione.
Poi abbasso la gamba, mi stendo, su l'altra gamba, mani intrecciate sotto la coscia, avvicino bene il ginocchio al torace e cerchi nell'aria con il piede. Nell'altra direzione. Bene, rilassiamo, distendiamo. Mani sulle ginocchia, divarichiamo bene le ginocchia, le avviciniamo. Ancora, inspiro, allargo, giù bene le spalle, colonna diritta, espiro, chiudo. Apro e chiudo. Ancora, inspiro, espiro, inspiro e espiro. Bene, rilassiamo, distendiamo e terminiamo la nostra lezione ascoltando ancora il nostro respiro. Appoggiamo ancora le mani sull'addome, tutto il corpo rilassato, tutto il viso sereno, disteso. Ascoltiamo. Sentiamo che ogni respiro sembra sorgere dal nulla per portarci la vita. Sentiamo che ogni ispirazione è come una carezza dentro il nostro corpo. Ogni espirazione una carezza. E cerchiamo di sentire, osservare anche i piccoli spazi silenziosi tra un'ispirazione e un'espirazione, tra un respiro e l'altro. Lasciamo che si apra un sorriso dentro il nostro cuore e cerchiamo di conservarlo per tutta la giornata, per tutte le giornate che verranno. Grazie. Vi ringrazio, vi saluto con tanto affetto e vi abbraccio forte. A presto.